Saluto con gioia i giurati Cheikh Tidiane e Johann Joseph Barceloi Bausà, ringraziandoli per la loro preziosa collaborazione alla quinta edizione di Trinachia, e siamo felici di avere l'occasione di omaggiare gli autori delle opere poetiche premiate nella sezione Poesia L'Isola. L'autrice Lucia Lobianco e Vanessa Ciaschetti e l'autore Giuseppe La Rosa. La sezione dedicata alle poesie, dove le autrici e gli autori sono invitati a partecipare con un poema dal titolo L'Isola, insieme alle opere autobiografiche che partecipano al premio, rappresenta emblematicamente Trinachia, l'isola del sole del poema omerico e il senso stesso del premio. Non è tanto la dimensione internazionale che prevale nell'ambizione di questo premio, ma la dimensione umana. Non è neanche la dimensione letteraria come spazio dotto e ricercato a interessarci, ma piuttosto la dimensione poetica, aperta alle contraddizioni dell'animo umano e alle energie benefiche della poesia, in questo caso, che come battiti ritmati animano i valori pulsanti della vita, il sentimento, l'amore, la fraternità e la comprensione di se stessi e dell'altro. Le poesie possono rappresentare l'isola come spazio geografico ed esistenziale, offrendoci l'occasione di meravigliarci della bellezza della scrittura che descrive le nostre isole, ma sopra ogni cosa sono uno sguardo personale e collettivo sui mari che le circondano, un invito a volgere lo sguardo oltre il movimento vorticoso che le separa. Questo è un'introduzione per quello che pensiamo sia il senso che negli anni ha acquisito questo premio, ma soprattutto la nostra sezione, la sezione della poesia, l'isola di Trinachia. Invito a raggiungermi nel rivolgerci ai nostri ospiti, le autrici e gli autori premiati in questa sezione, e do la parola a Cheikh Tidiane Gay. Grazie Presidente, saluto e ringrazio tra l'altro tutti i colleghi giurati, ringrazio anche tutti i partecipanti, vedo che ormai da anni sono presenti all'interno di questa giuria e che un premio molto importante, cresce sia a livello di numeri ma anche soprattutto direi sulla qualità. E che questo effettivamente è un dato da rilevare e che quindi mi fa veramente piacere per questo anno, nonostante sappiamo tutte le difficoltà dovute al coronavirus, ma almeno la mia presenza oggi per abbracciarvi virtualmente. Quindi buon inizio per la premiazione e complimenti anche ai vincitori. Grazie. Johann Joseph Barceló. Io sono Johann José, sono di Maiorca, devo ringraziare a Orazio per l'invito a fare parte di questa giuria, di questo premio così importante. Io sono anche di una isola, allora capisco molto bene quello che il titolo che porta il premio dell'isola, la poesia del Trinachia di quest'anno, come sempre, ogni anno porta il nome L'Isola. Penso che rappresenta un valore di espressione della parola. Allora, la poesia è un modo di parlare, un modo di portare la voce, il pensiero del poeta, e quando diventa poesia fa un'espressione che diventa bellezza. Sono molto felice, sono molto onorato di far parte di questa giuria e devo dire che ho letto tutte le poesie che sono arrivate, allora la qualità è stata altissima, tutte erano bellissime, allora è stato molto difficile fare una scelta per dare un vincitore, ma sempre si deve fare una selezione, e allora devo dare i complimenti a tutti i partecipanti e specialmente a quelli che hanno vinto la poesia di questa sessione, L'Isola. Grazie Johanna.
Vi ricordo che all'interno della sezione abbiamo avuto anche la presenza di altri giurati e sono felice di poterli citare qui insieme a voi, Luc Delis, Maria Gemma Bonanno e Lisette Fernandez Marquez, che hanno letto insieme ai giurati qui presenti le vostre opere. Io vorrei dare inizio a questo nostro incontro e poi conoscere oggi personalmente le autrici e gli autori che abbiamo premiato, dando la parola a Lucia Lobianco, e la invito a condividere con noi la poesia che è stata premiata e anche la invitiamo a presentarsi e cominciare a conoscerla così oggi insieme. Va bene, allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Lucia Lobianco, sono una docente di lingua e letteratura inglese, quindi insegno anche poesia ai ragazzi, non soltanto poesia inglese, ma le caratteristiche della poesia. La scrittura ha fatto parte di me, forse sì, fin da piccola. È stata una esigenza che ho sempre sentito di scrivere come forma di comunicazione e particolarmente negli ultimi anni mi ha, diciamo, occupato talmente tanto da ecco, stare in competizione con l'impegno che il mio lavoro richiede. In questo momento, tra l'altro, i docenti sono impegnatissimi con le video lezioni, sono abbastanza impegnative. Quindi scrivere per me davvero si potrebbero dire tante cose su quello che è scrivere la poesia, la necessità di mettersi in contatto con la realtà, di comunicare quello che noi vediamo della realtà. Sono dei momenti spesso fuggevoli, una teoria di Shelley della poesia che io condivido pienamente. Tra l'altro io insegno inglese, conosco anche altre lingue straniere e mi è capitato, ecco, di scrivere anche in altre lingue, ma l'italiano, che è la mia lingua madre, comunica molto di più quelli che sono i miei sentimenti. Ecco, Orazio mi aveva chiesto di dire qual era stata la genesi di questa poesia. Io sono siciliana, sono di Palermo, a parte un breve periodo vissuto nella martoriata Lombardia, ho vissuto 11 anni in Lombardia, ma comunque poi ho deciso di ritornare, la mia vita è legata alla Sicilia. Tengo la solarità dentro, ecco, della Sicilia, il suo calore, il sole, credo che non potrei vivere da nessun'altra parte. Quindi questa poesia esprime veramente tutti i sentimenti che mi legano alla mia terra, alla mia isola. In particolare poi qual è stata la genesi? L'ispirazione mi è venuta da un'altra isola che è chiamata proprio l'Isolotto, che si trova al largo delle coste di Palermo, è un posto che si chiama Isola delle Femmine, magari voi conoscerete, dove io trascorro, ecco, le mie vacanze. Quindi la contemplazione da un'isola nei confronti verso un'altra isola è quello che ha veramente ispirato questi versi. Quindi le storie che sono legate alle leggende di Isola delle Femmine, perché la Isola delle Femmine, quando si organizzano delle escursioni, ti raccontano appunto tutte le vicende passate di quest'isolotto. Quindi io ho legato la mia isola, l'isola dove sono cresciuta, dove vivo, dove sono felice di vivere nonostante tutti i difetti che questo posto spesso che noi conosciamo, tutte le difficoltà di vivere in una realtà ancora complessa, e qui, ecco, quel piccolo isolotto al largo che ha ispirato la mia fantasia. E ora forse posso leggere anche la poesia, che appunto si intitola L'isola. La mia isola è un volo di gabbiani, un insieme di colori e suoni nel silenzio.
La mia isola è sbattuta dai venti, nel mare in tempesta. È una storia infinita da raccontare e stupire gli occhi dei bimbi. La mia isola vive nel cuore delle fate, magia, incantesimi di streghe, menti di saggi e illuminati, ragione, pazzia di ogni giorno. La mia isola esiste, come esiste il mare, e come è reale il reale. La mia isola aiuta a cercare la vita e a trovare il sole tra le nuvole. La mia isola è luce nel buio. La mia isola viaggia nei cuori della gente, raccoglie anime fantasmi ed approda a porti sicuri. La mia isola è ancora di salvezza per chi orientamento ha perduto. È sangue che circola nelle vene del mare oscuro e profondo. La mia isola esiste, come esiste il cielo, che sovrasta il vero più vero. E, vorrei aggiungere, per concludere, così lascio anche spazio agli altri, che questo componimento si intitola appunto L'isola, che caratterizza parte della mia ispirazione poetica, è legato a tante altre poesie che ho scritto che sono legate al mare, come si fa a non essere ispirati dal mare, come potrebbe un'isolana non essere ispirata dal mare. E quindi mi è particolarmente cara, è una poesia che mi è particolarmente cara. Grazie a tutti. Grazie Lucia Lobianco. Noi abbiamo lasciato un po' in sospeso l'ordine della premiazione come sorpresa conclusiva di questo incontro. Quindi devo precisare che la poesia di Lucia Lobianco è la terza classificata all'interno di questa nostra sezione. Grazie. Invito i nostri giurati a condividere anche un pensiero su questa poesia che ci ha offerto e ci ha donato Lucia. Una bellissima lirica, soprattutto anche sentendo la voce direttamente dell'autrice che effettivamente recita il ritmo, una lirica quasi un'epica, e che questo dimostra soprattutto anche nell'uso abbastanza ripetitivo dell'anafora. Si sente proprio questa voglia dell'autrice di narrare, di raccontare. È una voce effettivamente, poi la conosco direttamente, ma ho avuto anche modo di leggere le sue liriche, le sue poesie. Grazie. Per cui dico veramente complimenti, perché comunque scrive molto bene. Grazie. Grazie a lei. Johanna, vuoi prendere la parola? Io complimenti per la poesia, veramente si vede benissimo che sei una isolana, perché la poesia si vede perfettamente, non hai bisogno di dirlo, perché si sente l'isola per tutti i lati, a pari l'isola, questo sentimento di una persona che conosce quello è essere nato in un posto così come una isola. Una lirica bellissima, un sentimento che tu trasmette con questi versi che penso che arrivano molto all'anima, e come ti dico, penso che hai espremuto molto bene quello che rappresenta essere una persona che forma parte di un piccolino mondo, un mondo piccolo che è collegato con l'altro mondo, il più grande, il mondo grande, ma noi abbiamo un piccolo mondo e tu parli di due isole, allora sono piccoli mondi vicino a un altro mondo e ancora c'è un mondo più grande, ma noi siamo del nostro mondo, il nostro mondo sempre è il nostro mondo, perché è vicino a noi. Bellissima, complimenti. Grazie. Grazie Johanna per queste tue parole, anche a Cheikh, e ancora tanti complimenti a Lucia. Grazie per questa sua poesia. Adesso vorrei dare la parola ancora virtualmente perché, come vi dicevo, Vanessa Ciaschetti non è qui tra di noi presente, ma ci ha inviato 2 brevi video
che guarderemo insieme. Abbiamo la lettura della sua poesia inizialmente. La poesia che ho scritto di ritorno da uno dei miei tanti viaggi in Sicilia, un viaggio in cui sono stata a Palermo, di ritorno dalla Vucciria, un mercato che mi ha lasciato praticamente incantata. Quindi questa poesia è un omaggio alla Sicilia in generale e ai grandi contrasti che ci sono in quest'isola. L'isola, stordita da urla e campanelli, cassette e cartacce, frotte di persone e luci, odori inattesi mi rapiscono, pennellate di colori la mia vista invadono, di sfere rugose l'arancio e di bulbi spinosi mi incanta, e collane di rossi rubini, e ipnotiche strisce di grigio e di azzurro con occhi lucenti e colore del cielo, di spezie e piramidi e croste dorate che profumano l'aria con sorprese di stelle filanti. Ti rapisce la Vucciria, caotica e calda, magnetica e florida, di sensazioni forti, madre creatrice della terra, del sole impagabile dono. Io spero con questa poesia di essere riuscita a rendere una piccolissima parte di quanto è grande il mio amore per la Sicilia e di quanto è ricco di fascino e di sensazioni un posto come il mercato di Palermo. Bene, abbiamo ascoltato la lirica che ci ha inviato Vanessa Ciaschetti. Direi che è una poesia anche molto bella, e si vede effettivamente l'amore che lega l'autrice proprio alla Sicilia, questo cordone ombelicale che rimane, che non si taglia mai. Per cui, che poi soprattutto quando si leggono poesie del genere, versi dopo versi, c'è sempre voglia di continuare, questa voglia, quindi sfrenatissima, quindi uno dice no, io devo continuare a sentire, e soprattutto anche la musicalità, per cui dico effettivamente una poesia meritata anche la posizione che effettivamente ha avuto modo di raggiungere all'interno del concorso. Grazie Sheikh. Allora, io volevo completare questa presentazione della poesia di Vanessa Ciaschetti anche ascoltando il seguito del video che ci aveva inviato. Io sono Vanessa Ciaschetti, vi ringrazio per avermi permesso di partecipare a un concorso che per me vale molto, perché valorizza una regione come la Sicilia, che per me è francamente la più bella d'Italia. Io sono abruzzese, ma vivo in Veneto, quindi ho conosciuto il mare, ma in Sicilia ho conosciuto una serie di contrasti che non ho trovato da nessun'altra parte in Italia. In Sicilia ci sono la cultura, l'architettura, il cibo, l'ospitalità, i colori, i profumi. Andare in Sicilia è una sensazione, è un'esperienza psicosensoriale che pochi posti al mondo possono dare, secondo me. Questa associazione è una porta spalancata verso la cultura, non solo siciliana ma internazionale, e credo che abbia un ruolo importante, quello di far luce sulla scrittura e sulla poesia, che molto spesso vengono un po' tenute poco in considerazione. Invece io credo che la scrittura abbia un grande ruolo pedagogico che dovrebbe essere ritrovato, soprattutto per le nuove generazioni. Ecco, io ringrazio l'Associazione Le Stelle in Tasca per organizzare ogni anno questo concorso. Sono contenta che la mia poesia in qualche modo abbia colpito qualcuno della giuria e spero di poter presto scendere nella vostra meravigliosa isola per festeggiare insieme questo concorso, ma anche un'isola che ha ancora tante cose da mostrare, secondo me. Grazie ancora e complimenti per il concorso. Ciao! Bene, grazie a Vanessa Ciaschetti, che avremo modo sicuramente di incontrare in un'altra occasione. Anche per la nostra seconda autrice
confermo che in ordine delle letture lei è stata selezionata e la sua opera è la seconda classificata all'interno della sezione L'isola di Trinachia. Io direi di proseguire e poi ritornare insieme su una riflessione complessiva su queste poesie. Sei d'accordo, Cheikh? Sì, possiamo... Ecco, Giovanni. Bene. È caduto l'internet. Ho perso l'internet perché io sono in campagna e non arrivava molto bene. Sei riuscito ad ascoltare il video che avevamo mandato? Ho sentito quasi tutto, sì. D'accordo. Allora ti ritorno la parola per poter anche tu come giurato esprimere un tuo pensiero su questa opera che è la seconda, la classificata nella sezione poesie. Questa poesia è diversa dall'altra che ho ascoltato prima. È una poetessa che parla da un posto dal nord, una regione che ha un'identità. Allora quando parla della Sicilia sta parlando di un posto che forse è un paradiso, forse è la bellezza, forse sono tutti i profumi, i colori, il mare, quello che la Sicilia sempre è stato, perché è un posto che è un'ispirazione, è una regione che ispira ai poeti, anche ai pittori e altri artisti. Ma è vero, quello che sta dicendo è un amore che sente per questa regione, che dice che è la più bella d'Italia. Allora penso che è vero, perché la Sicilia è diversa, ha qualcosa che fa che questa isola innamora, fa diventare tutto bellezza e tutto la gente, la gentilezza, quello di profumi d'arancia, di fiori, il sole, i colori, tutto. Allora penso che ha detto che sentiva un amore molto forte per questa isola, e la sua poesia è stata anche una poesia molto bella, bellissima, che ha parlato di Palermo, concretando in una parte dell'isola, ma l'isola è un'unità. Io penso che la Sicilia è un'unità, ha ponti diversi, il nord, il sud, l'est, l'oest, ma io penso che ha parlato molto bene, ha fatto una poesia bellissima e ha detto perfettamente, ha definito perfettamente cos'è l'isola. Sì, grazie Joanna. A questo punto è inutile mantenere il segreto su questa classificazione, diciamo, all'interno della sezione. Chiaramente l'opera di Giuseppe La Rosa è la prima classificata nella nostra sezione di poesie. Sono felice di darti la parola, Giuseppe. Noi abbiamo già avuto l'onore di averti con noi nella scorsa edizione e ti invito a intervenire. Grazie. Sì, io ringrazio tutti per l'onore che mi state facendo, ma al contempo per la bellezza dell'evento, è una cosa che veramente mi riempie il cuore, ve ne sono veramente molto grato, è proprio bello questo. Come dicevi, questa è la mia seconda partecipazione consecutiva al premio Trinachia. Nella sezione poesie lo scorso anno mi sono classificato secondo e quest'anno ho avuto l'onore del primo posto. Io attribuisco al premio Trinachia un importante ruolo di riflessione sulla tematica dell'insularità, che può contenere in sé degli svantaggi, tant'è che per esempio anche l'Unione Europea di recente ha affrontato la tematica dell'insularità, elaborando addirittura un manifesto delle isole europee con l'intenzione di fornire pari opportunità ai cittadini che vivono nei territori insulari. Ma per me il dono dell'essere nato in Sicilia ha rappresentato anche un'occasione, l'occasione cioè di poter osservare il mondo, inteso come la natura e l'uomo all'interno dei meccanismi naturali, attraverso uno sguardo particolare. Io peraltro sono nato appunto in Sicilia, ma vivo da tanti anni in Veneto e quindi ecco, c'è sempre questa nostalgia, una nostalgia che c'è anche nella poesia che ho scritto. E comunque le opere partecipanti al premio Trinachia offrono visioni sempre vivide della Sicilia.
scritte da parte dei siciliani, dette da parte dei siciliani, di scrittori e artisti, ma anche di persone che in qualche modo hanno avuto o hanno rapporti con l'isola. La descrizione che ho provato a fare nella mia poesia di quest'anno è quella della nostalgia, come dicevo, di chi innamorato dell'isola, però per le vicissitudini della vita vive altrove, ed anche una descrizione però della bellezza oggettiva della Sicilia, che si esplicita per esempio nella delicatezza della primavera, nel profumo di zagara, nell'azzurro intenso del mare, nella forza del sole dell'estate. È la mia descrizione della Sicilia, di quest'isola forte, bella, che come per esempio diceva Omero nell'Odissea, è la verde isola Trinacria dove pasce il greggio del sole. Ecco, e quindi io vorrei leggervela. L'isola. Comparimmo all'alba e in quest'aurora capimmo che come bruchi di Pieride saremmo mutati in farfalle gocciolando sangue. Avremmo volato nel sole, trattenuti da forme tondeggianti, spinti dalla spirale d'acciaio che regola il moto del tempo. Non avevamo stretto accordi allora con quell'accolita gente delle strade che ama un mondo senza raggio di bellezza e per la quale l'arte è trastullo. Il gelo prende le ossa e non c'è fuoco. Gli alari giacciono freddi, come i paramenti di una cerimonia consumata. Sono tornato nei ati luoghi ed ho veduto dolcezza e favole, e scarpe consumate e terra, e argento d'acqua e verdi primavere e cuore di chitarre. Varcherò ancora l'ultima soglia nel luogo inestinguibile che è quest'isola. Canterò la ninna nanna ai vecchi alberi, ai campi attoniti di stoppie estive, al ricamo delirante di zagara e mare, all'etisia disperata degli ideali. Grazie. Bello. Grazie Giuseppe La Rosa, quindi abbiamo nuovamente la tua presenza a questa edizione, ci ricordi con piacere come la scorsa edizione eravamo anche insieme a Jean-Joseph Barcelot tra i premiati nella sezione delle poesie. Abbiamo dedicato due intere giornate al tema dell'insularità. Trinachia non è stato nella scorsa edizione soltanto un premio di scrittura, ma ha coinvolto anche degli studiosi che si sono confrontati qui a Catania sui miti, l'immaginario, le rappresentazioni della nostra isola, ma riferendoci a questa insularità che ognuno di noi vive come persona, non solo come isolano che vive su uno spazio geografico, ma anche come individuo, come persona che ha uno spazio esistenziale che possiamo anche definire insulare. Eppure tutto questo riflettere, come abbiamo fatto nella scorsa edizione, sull'insularità ci ha portato da quest'isola del sole mitica di Trinachia, a cui abbiamo dato il nome, come così nella scrittura di Omero, alla capacità di riflettere su un'insularità che non, come dicevo prima, non ci limita all'interno di spazi simbolici, ma cerca di andare oltre questi confini per tessere insieme questo nostro sentimento di un'umanità comune. Ecco, io credo che questo sia il messaggio che vogliamo accogliere con questo premio Trinachia. Ringrazio ancora Giuseppe, ci felicitiamo con lui per questa classificazione all'interno della nostra sezione. Complimenti. Hai parlato della nostalgia, quello sentimento che una persona che è nata in un posto che si sente così collegato, quando non c'è nel posto, sempre penso che rimane nel suo pensiero questa nostalgia che tu hai fatto nella tua poesia hai scritto per mostrare questo sentimento che esce da dentro di te, dall'interno, e tu fai un'espressione che come portare fuori
di te stesso, portare fuori tutto quello che ancora tu porti all'interno. Allora è una poesia molto sentimentale, penso, perché questa poesia sta parlando dalle cose dell'isola, ma come siciliano che tu sei, un siciliano che non vive giorno a giorno nell'isola, ma che tu ti senti molto molto collegato ancora per l'identità della tua nascita alla Sicilia. Allora penso che è una poesia molto mentale e che fai con i versi bellissimi, e allora ti do i complimenti. Grazie, grazie, grazie. Grazie Johanna. Io sono molto felice di ritrovarvi nonostante questa condizione che stiamo vivendo. Mi riferisco chiaramente all'emergenza sanitaria. Non c'è stato possibile invitarvi ad un incontro fisico qui a Catania, come solitamente facciamo ad ogni edizione, e quindi ci tenevamo particolarmente a potervi incontrare nonostante queste difficoltà, e questa credo che sia stata una buona soluzione, quella di ritrovarsi qui insieme oggi e condividere i nostri pensieri. Io posso dire che sono molto felice, è il mio primo anno, è il primo anno che partecipo a questo concorso e chiaramente Trinachia, l'isola, non si poteva, non si poteva non partecipare. Sono veramente molto contenta di questo evento che avete organizzato, che Orazio ha organizzato, che l'associazione ha organizzato, e sono anche contenta perché mentre in tanti altri concorsi hanno preferito o annullare la manifestazione o rimandare, invece si sia deciso di fare questo momento di condivisione, nonostante i miei problemi tecnici iniziali, ma almeno si cerca di dare un'apparenza di normalità a un periodo che normale non è, che stiamo vivendo tutti. Ma abbiamo potuto condividere i nostri pensieri, le nostre poesie, ascoltarci l'un l'altro e sognare un po', ecco, della nostra isola. Grazie Lucia, sono veramente felice di essere qui con voi oggi e vi ringrazio di aver partecipato a questo nostro incontro. Va bene, grazie. Grazie a Giovanni e Ceik. Giovanni, prego. Complimenti a tutti Grazie. i vincitori, ai poeti, complimenti a Orazio per essere quello che muove tutta questa cultura della Sicilia, questa non so come dire, questo cosa che fa portare a noi questa illusione di parlare, di fare poesia, di fare narrativa, di stare tutti insieme, di fare l'amicizia. Allora, complimenti Orazio, perché sei veramente, davvero, sei molto bravo. Allora, sei un presidente stupendo, meraviglioso. Allora, anche ringrazio ai due poeti che sono qui con noi, la poetessa che ho visto nel video, e a Sheikh, allora, il caro amico dal nord, a Milano. Anche a te un grande abbraccio e spero di vederti di nuovo a Milano, perché io avevo una presentazione e non sono venuto perché ha cominciato quello del coronavirus allora non l'ha fatto. C'era a Milano. Ok, grazie a tutti, complimenti, auguri, un grande abbraccio e bacioni a tutti. Grazie. Grazie Giovanna. Grazie. Io invito Ceik, che aveva perso per qualche minuto. Purtroppo ho avuto un problema di connessione internet. Ho sentito la lettura della poesia, ma poi dopo è caduta effettivamente la linea. Io aggiungo poi su questo commento che ho appena sentito, è un premio molto importante. L'Italia è un bellissimo paese del nord, sud, est, ovest. La Sicilia ha la sua peculiarità, la dico da uno che effettivamente proviene dall'altra parte del mondo, ma ci sono
è tipo melting pot. L'insularità è importante sempre da rivendicare, penso, perché poi la Sicilia ha molto da insegnare. Quando io vado in giro a fare le conferenze, prendo come appiglio spesso sulla Sicilia per la sua cultura di poter integrare. In questo caso non parlo di integrazione come un concetto soggettivo, ma molto oggettivamente parlando, perché si riesca in Sicilia comunque a vedere le culture anche da secoli che poi si sono abbracciate. E che questo è una cosa a mio parere da valorizzare, ma tramite la scrittura. E che quindi questo premio diventa effettivamente il contenitore per poter dare voce ai poeti, agli scrittori. Quindi io ringrazio profondamente il professor per aver ideato, per aver portato avanti questo compito, che è un compito veramente, tra l'altro, molto pesante, che effettivamente ormai è conosciuto un riferimento anche nell'ambito culturale, poetico e in generale nella scrittura. Poi un complimento anche a tutti i poeti partecipanti e poi ai poeti vincitori, perché io dico spesso nei premi, i premiati, i laureati, come possiamo chiamarli, non sono vincitori. Qui nessuno vince, è la poesia e la scrittura. Quindi non dobbiamo entrare mai nelle logiche dinamiche di competenze, di competire tra di noi, ma qui è la scrittura che vince. Che quindi complimenti a tutti voi e spero anche di vedervi un giorno, di potervi abbracciare. Grazie Cheikh, vi ringrazio tutti per le belle parole che avete espresso anche a nome dell'organizzazione Le Stelle in Tasca, per questo premio che comprendiamo che sta diventando è stato ed è ancora sempre più importante per poterci confrontare sulla scrittura, ecco, per poter riflettere a partire dalla scrittura e poter incontrare gli altri anche attraverso la scrittura.